Ciao a tutti, buonasera, eccoci qua, siamo pronti a questa serata dedicata all'archeologia con l'associazione Onebu. Per chi non avesse visto quella di venerdì scorso, la nostra associazione ogni venerdì sera alle ore 19 fa una serata dedicata all'archeologia o alla storia della Sardegna. Non avendo la disponibilità della sala per la questione coronavirus, abbiamo pensato di fare delle dirette, abbiamo organizzato, diciamo qua, una scenografia dove voi potete vedere le fotografie, le immagini per accompagnare questo discorso che io faccio e ogni venerdì alle 19 diciamo che racconteremo un pezzetto di Sardegna. Già dalla prima serata abbiamo iniziato con l'età della pietra, con il Neolitico, e oggi ci spostiamo avanti nel tempo, quindi andiamo verso i nostri giorni e faremo l'età del rame. In Sardegna l'età del rame è un periodo che orientativamente inizia verso la fine del quarto millennio a.C., quindi 3200-3000 a.C., e prosegue ininterrottamente fino all'epoca nuragica, che è quella dell'età del bronzo, quindi arriveremo intorno al 2000 a.C. È un periodo contraddistinto da notevoli cambiamenti, perché sappiamo perfettamente che stiamo passando da un materiale che veniva usato da decine di migliaia di anni, ossia la pietra, ai metalli che comportano tantissime innovazioni, perché il metallo ha una caratteristica, quella di poter essere fuso una volta che si rompe per realizzare altri utensili. Quindi, mentre le ceramiche e gli utensili in pietra, quando si rompevano, dovevano essere buttati, e quindi gli archeologi li trovano abbastanza facilmente, per quanto riguarda le età dei metalli, le cose sono un pochettino più complicate. Quando si rompe una lama, può essere ricostruita semplicemente riscaldandola, battendola nel caso di rame, oppure fondendola se si vogliono ottenere delle leghe, e si può anche trasformare in altri materiali, in altri utensili. Allora, in questo viaggio cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione sui luoghi dei vivi, sui luoghi dei morti e sui luoghi religiosi. Nella Sardegna di 5.000 anni fa, naturalmente, si viveva nei villaggi. Abbiamo visto la volta scorsa le varie culture che si sono succedute in tutto il Neolitico, quindi andiamo subito a iniziare con gli edifici che si trovavano nell'età del rame. Questa immagine vi fa vedere un luogo dei morti, un luogo dei defunti. Siamo in una tomba, in una Domus de Janas. Queste Domus de Janas, ne conosciamo oltre 3.000 in Sardegna, potevano essere costruite in vario modo. Allora, sicuramente avevano in questo periodo l'aspetto di una dimora, la dimora dei morti, quindi si cercava di realizzare delle strutture simili alle capanne che c'erano nei villaggi. Naturalmente, anziché utilizzare tronchi di legno, si scavava nella roccia, quindi si utilizzavano dei picconi da scavo, siamo ancora alla fine dell'età della pietra, quindi picconi in pietra, e si foravano queste rocce, soprattutto tracchite, ci sono le rocce più dure che naturalmente sono più complicate da scavare. Si cercavano delle rocce abbastanza tenere, però sappiate che ci sono anche delle Domus de Janas realizzate nel granito, quindi era abbastanza complessa l'operazione. Bene, si svuotavano queste rocce all'interno e si realizzavano ciò che vedete nella foto. Quindi si realizzavano dei sepolcri a camera dove all'interno si cercava di simulare una casa dei vivi, quindi una capanna, e allora si mettevano degli zoccoli oppure delle colonne. Vedete anche il soffitto è fatto a doppio spiovente, si vede proprio la trave centrale con i travetti laterali e addirittura venivano decorate. In questo caso siamo a Putifigari. Questa tomba è una delle più belle che abbiamo in Sardegna, si chiama Sincantu, è una foto di Nicola Castangia, e adesso ne vediamo però qualche altra tipologia. Questa seconda tomba si trova a Bonorva, attualmente non è visitabile, è stata scoperta recentemente, si chiama Sapala Larga
e potete notare che la struttura è molto simile, quindi una tomba quasi simile alle catacombe dei Romani che vedremo 3000 anni dopo. Però in questo caso vediamo un edificio rettangolare con sempre questo tetto a doppio spiovente, dei simboli riportati a rilievo oppure dipinti e un sepolcro dove potevano essere tumulate più persone. Non sono delle tombe singole, sono delle tombe dove il defunto è diciamo sistemato in maniera composta, quindi sono inumati, non c'è l'incinerazione, non vengono cremati, c'è proprio il defunto con tutto il suo corredo e probabilmente sono delle tombe familiari perché si trovano anche diversi defunti con diversi corredi in queste tombe. Qui siamo sempre a Bonorva, è una tomba che è stata utilizzata anche in epoca cristiana, vedete ci sono delle decorazioni, quindi è un caso di riutilizzo delle Domus de Janas, una grande tomba a camera dove troviamo delle colonne, troviamo delle pareti che hanno un intonaco nel quale sono stati fatti dei dipinti di epoca cristiana, quindi parliamo di epoca bizantina. In pratica questa è una chiesa paleocristiana, però stiamo parlando di un edificio realizzato 3000 anni prima del cristianesimo, con varie ristrutturazioni che man mano hanno portato la forma a queste dimensioni. Ma come vivevano queste genti dell'età del rame? Allora, innanzitutto dovete sapere che il rame è abbastanza, anche gli altri metalli, l'argento ad esempio, sono abbastanza difficili da trovare perché potevano essere riutilizzati, come vi ho raccontato prima. Bene, noi sappiamo che i sardi sono entrati nell'età del rame, quindi sono entrati nell'età dei metalli, non tanto perché abbiamo trovato i metalli, quanto perché nei loro manufatti in ceramica sono iniziati a comparire dei colori, delle colorazioni, proprio le colorazioni dei metalli. Quindi sicuramente i contenitori in metallo non li troviamo più perché sono stati riutilizzati, però abbiamo delle ceramiche riccamente decorate che hanno tutti questi disegni in bianco, in giallo, in rosso che ci testimoniano che i sardi i metalli li conoscevano e li sfruttavano, quindi li utilizzavano. Come potete vedere, nella prima epoca dei metalli compare questo vaso in basso sulla destra, si chiama vaso tripode, che ha delle caratteristiche particolari. Anzitutto ci testimonia con questi piedi che poteva essere utilizzato per riscaldare le vivande, quindi non abbiamo più una dieta fatta da cibi raccolti o crudi. Abbiamo una dieta, infatti gli scheletri che sono stati trovati testimoniano che queste genti si nutrivano bene, avevano la conoscenza dei cibi cotti, quindi più facilmente digeribili, probabilmente anche più gustosi, e quindi questo tegame ci testimonia che i sardi utilizzavano già il fuoco per riscaldare le vivande, oltre che per tutti gli altri usi. Sopra questo tripode vedete un vaso molto interessante perché presenta delle figurine con un vestito come se fosse un costume sardo e sono messe in tondo. Qualcuno ipotizza che si tratti della prima rappresentazione del Suballudundu fatto dai sardi. È stata trovata nell'altare di Monte d'Accoddi, che dopo vedremo è stato realizzato sempre intorno a 5.000 anni fa dalle genti della cultura Ozieri. Eccolo qua, l'altare di Monte d'Accoddi. Si trova nella strada fra Sassari e Porto Torres, al chilometro 222, vi suggerisco di andare a visitarlo, ed è per la prima volta presente in Sardegna una struttura molto grande. Guardate, c'è una rampa di oltre 30 metri che conduce verso una piattaforma fatta a gradoni. È come se fosse stata realizzata una piattaforma, poi sopra un'altra più piccina e sopra un'altra ancora più piccina, fino ad arrivare al culmine dove c'era probabilmente un luogo di culto, un altare dove celebrare i rituali. Bene, sappiate che questo edificio, che appunto è stato realizzato intorno a 5.000 anni fa, quello che vediamo oggi è un guscio che è stato realizzato intorno al 2000 a.C.,
quindi in epoca appena prenuragica, per inglobare un edificio più antico costruito all'interno, chiamato il Tempio Rosso. Era una camera rettangolare con una porta che si trova proprio di fronte alla rampa, che però è stata completamente richiusa perché questa precedente camera dell'altare rosso, eccolo qua, è stata rovinata da un incendio. Quindi stiamo parlando dell'età del rame in cui è stato realizzato e c'è stato un incendio che ha devastato tutto. Quindi i sardi hanno nel corso dei secoli ricostruito questo edificio, appunto rivestendolo con queste grandi pietre che ci ricordano molto poi la successiva epoca nuragica, ma ci arriveremo piano piano. Come potete notare, all'inizio della rampa sul lato sinistro si trova un menhir, un alto menhir che sfiora i 4,5 metri e alla cui base sono state trovate tantissime conchiglie, tantissime offerte votive che testimoniano che questo menhir era utilizzato proprio per rendere ancora più sacro questo edificio. Parliamo di un edificio costruito prima della più antica piramide egizia, quindi parliamo di epoche lontanissime rispetto a noi, tanto che c'è una discussione molto accesa sul come possa trovarsi in Sardegna un edificio come questo. In questo periodo le nostre celebri statuine della Dea Madre obese che vi ho fatto vedere nella scorsa serata vengono piano piano sostituite da Dee Madri a placchetta, quindi delle placche in cui la Dea Madre è solo stilizzata, vedete, perde tutte le sue forme, ma mantiene il naso e il seno. Quindi la Dea Madre diventa simbolica, mentre prima aveva un aspetto molto simile alla donna incinta, alla donna in procinto di partorire, in questo caso invece abbiamo una simbologia, vengono rese più eleganti, più simili a una divinità astratta, e quindi troviamo tantissime di queste Dee Madri e sappiamo che siamo all'interno di un nuovo mondo religioso. Il simbolo è sempre quello, ma le genti sono cambiate. Nelle genti dell'età dei metalli la Dea Madre diventa stilizzata, diventa sottile, diventa molto più elegante. È il periodo della ricerca del rame. In Sardegna arrivano nuove genti che insieme ai sardi sfruttano le miniere, i giacimenti quindi di rame e soprattutto d'argento. Le miniere d'argento della Sardegna sono le più ricche di tutta l'Europa, quindi quando pensiamo all'età dei metalli in Sardegna non dobbiamo pensare solo al rame, ma dobbiamo pensare a una grande quantità d'argento che veniva ricavato tramite un procedimento metallurgico dalla galena argentifera, quindi dal piombo. Attraverso questa manipolazione del metallo si otteneva l'argento, quindi questo argento veniva utilizzato tranquillamente ed era una pietra preziosa, un metallo, un materiale pregiato che poteva essere usato anche per gli scambi. Come si arrivava al manufatto? Allora, seguite qua in queste 4 immagini, arriviamo velocemente alla lavorazione del rame. Semplicemente si preparava una fossa con il combustibile, si metteva dentro un crogiuolo il metallo da fondere, si riscaldava ad altissima temperatura, il rame fonde a 1088 gradi, quindi doveva essere una temperatura più elevata di 1088 gradi, anche perché se ci si arriva in prossimità, nel momento in cui il crogiolo viene, come nella foto in alto a destra, viene sversato nella matrice, nella forma, si raffredda a forma delle scorie e non è più pratico, si rompe subito. Quindi dovevano ottenere delle temperature ben più alte dei 1100 gradi in modo che la fluidità durasse un pochettino più a lungo. Una volta ottenuta, guardate la foto in basso a destra, una volta ottenuta la liquefazione del rame, veniva colato all'interno di forme che potevano avere varie forme, scusate il gioco di parole, perché se serviva una zappa o una falce o un'ascia oppure una punta di lancia, oppure addirittura un lingotto o delle pannelle in rame, nelle foto vedete
In basso si nota proprio una forma in steatite, guardate questa proprio nell'estremo sud dell'immagine, dove ci sono varie forme, quindi dovete pensare a personaggi che giravano nei vari villaggi portando le loro forme, il loro materiale, le loro materie prime e fondevano ciò che serviva alla comunità. In questo periodo vi ho detto che arrivano in Sardegna delle genti estranee, forestieri, e portano naturalmente tutte le loro conoscenze, ma anche il loro modo di vivere e il loro modo di essere sepolti. Alle Domus de Janas, che ormai conosciamo, si affiancano delle sepolture nuove. Sono delle tombe costruite, non più delle tombe scavate. In questo caso siamo a Goni, il sito si chiama Prano Muttedu, vedete proprio un grande sepolcro che è stato realizzato scavando nella roccia e circondando intorno con delle pietre per formare delle sepolture in circolo funerario, così si chiamano. I circoli funerari sono tipici, diciamo, delle zone europee, nord europee, Europa nord-occidentale. Bene, arrivano qui passando dalla Liguria e scendono fino alla Sardegna e troviamo appunto uno di questi sepolcri, a parte quello che abbiamo visto la volta scorsa a Limuria, ad Arzachena, lo troviamo anche a Goni con questa bellissima tomba realizzata con questi circoli di pietre tutto intorno. Poi naturalmente venivano ricoperti ed era visibile soltanto la porta d'ingresso. Ma arriviamo a una delle tombe più interessanti che ci sono in Sardegna nell'età del rame, siamo a Suelli. Bene, a Suelli, in questa località Pranusiera, proprio all'uscita di Suelli, si trova questa tomba megalitica realizzata con grandi lastre. Come potete notare è una via di mezzo fra le tombe ipogeiche, quindi quelle scavate sottoterra, e le tombe costruite con le pietre. Nella prossima immagine vediamo chiaramente come è strutturata questa tomba. È una galleria realizzata con delle lastre dove nelle pareti laterali sono realizzati dei giacigli, diciamo, parallelepipedi nei quali veniva messo il defunto. Quindi è una tomba galleria con dei vani per contenere appunto i defunti. È un unicum in Sardegna, una tomba megalitica del 2500 a.C., perché i materiali trovati dentro sono di cultura Monteclaro. Bene, è una tomba che io vi suggerisco di andare a vedere a Suelli perché è molto particolare. Nei corredi funerari di queste genti dell'età del rame compaiono materiali nuovi. Vi ho detto prima che queste tombe affiancano le Domus de Janas. Quindi dobbiamo trovare dei materiali che ci raccontano la vita di queste nuove genti. E iniziamo a trovare, ad esempio, dei vasi completamente decorati, che si chiamano beaker, quindi vaso campaniforme, e soprattutto dei corredi dove, guardate in basso a sinistra, ci sono queste placchette che possono essere in osso, ma io credo che esistessero anche in cuoio o in legno, che si chiamano brassard. I brassard servono agli arcieri quando tirano la freccia per non essere colpiti dal ritorno della corda. Quindi sono delle protezioni che si mettono nell'avambraccio. Evidentemente in Sardegna era assai sviluppata la tecnica del tiro con l'arco. Questa è un'altra immagine, il classico corredo, diciamo, del 2500 a.C., dove vediamo appunto dei vasi campaniformi, vediamo delle punte di freccia, punte di lancia, ma soprattutto tantissimi oggetti vaghi che servono per formare delle collane e dei bracciali. Vengono costruiti, vengono realizzati con denti di volpe, zanne di cinghiale, conchiglie. Infatti si formano delle collane e spesso vengono trovate in queste sepolture. Ma chi erano quindi questi forestieri che arrivano in Sardegna? Bene, qui c'è la ricostruzione di quello che potrebbe essere uno di questi nuovi arrivati. Definiamolo uomo del vaso campaniforme o della cultura beaker, bicchiere. Questo vaso campaniforme lo vedete, lo tiene in mano, lo tiene nella mano destra
ed è un vaso a forma di campana rovesciata. È da lì che prende il nome. Sono delle genti che arrivano dall'Europa, dal nord Europa, sono cercatori di metalli e quindi girano per tutta l'Europa, attraversano i Pirenei, arrivano nella Spagna, nel Portogallo, poi attraverso le Baleari e la Corsica arrivano nel nord della Sardegna. Abbiamo un esempio classico nella necropoli Angelo Ruio, una necropoli di Domus de Janas, dove appunto nelle sepolture troviamo tantissimi dei corredi di queste genti. Evidentemente si sono fusi con i sardi, non credo che fossero belligeranti, si fondono con i sardi e insieme riescono a realizzare quella che è l'evoluzione appunto dell'età dei metalli. Fra le loro caratteristiche abbiamo il brassar, quella protezione che vi ho detto prima, il vaso campaniforme, naturalmente un armamentario in rame, quindi punte di freccia, punte di lancia, ma soprattutto queste bellissime decorazioni come gioielli, diademi e queste grandi collane di conchiglie. Tenete conto che anche scheletricamente sono differenti dai sardi. I sardi erano esili, magri, raggiungevano 1,70 m circa di altezza, erano doli col viso che si definisce dolicomorfo, ossia allungato, mentre queste nuove genti sono tarchiati, sono grossi, sono persone abituate all'autosufficienza, quindi girano, sono atletici e si chiamano brachimorfi come tipologia di cranio. Quindi abbiamo, sono un pochettino più piccoletti, abbiamo una fusione fra questi, quindi nelle prime tombe riusciamo ancora a distinguerli, ma già nel 2500-2400 a.C. in queste tombe dove vengono trovati non riusciamo più a sapere se erano delle genti forestiere o se erano dei sardi, tanto si sono amalgamati. Andiamo ancora avanti e vediamo uno degli edifici più caratteristici della seconda metà del terzo millennio. Siamo a Olmedo, Monte Baranta, su un promontorio alto circa 160 metri che domina il Golfo di Alghero. Bene, su questa montagna è stato trovato questo recinto torre. Viene definito così dagli archeologi che l'hanno studiato. Bene, le interpretazioni sono assai varie. Notiamo una struttura alta 4 metri, 4 metri e mezzo, fatta a, diciamo, a U, e si affaccia su uno strapiombo. È pavimentata in maniera naturale, vedete un pavimento roccioso, ve la faccio vedere da un'altra inquadratura. Ecco, da qui si nota bene, vedete, è appunto un recinto che separa questa piazza in pietre naturali, quindi quasi un pavimento naturale, e al suo esterno c'è uno strapiombo e secondo alcuni autori da lì venivano scaraventati i vecchi. Io ho una teoria decisamente diversa, molto meno cruenta, e l'ho individuata esaminando il fatto che ci sono due porte. Quegli edifici dove due porte sono presenti normalmente vengono utilizzati per fare dei riti iniziatici, dei riti sciamanici, ossia si prepara un rituale di un bimbo che diventa adulto, oppure un principe che diventa re, un uomo che diventa sacerdote, un rituale di passaggio nel quale si entra da una porta, si celebra il rituale di passaggio e l'individuo illuminato, iniziato, esce poi dall'altro ingresso, un po' come quello che avviene nelle nostre lauree, quando il candidato entra da una porta, viene nominato dottore ed esce dall'altra, mentre i parenti e chi ha assistito alla laurea esce invece dalla porta d'ingresso. È l'epoca dei menhir figurati. Nell'età del rame compaiono, soprattutto verso la fine dell'età del rame, intorno al 2400-2300 a.C., compaiono i menhir figurati. Sono delle grandi pietre che rappresentano delle divinità o degli eroi divinizzati, degli antenati molto importanti, e presentano dei segni, cioè dai menhir brutti, in pietra, semplicemente infilati verticalmente. Vi ricordate quello di Monte d'Accodi che abbiamo visto prima? Si passa a questi menhir dove viene allisciata una faccia e viene lasciato in rilievo, quindi viene lavorato tutto intorno fino a lasciare in rilievo alcuni simboli. Questi simboli, diciamo, sono abbastanza discussi. Vi dico semplicemente che
Il simbolo in alto rappresenta una testa di forse una dea madre, si notano le sopracciglia e il naso. Poi nella parte bassa, diciamo nella linea di cintola, si nota un pugnale, un classico pugnale a volte col fodero, che veniva trovato in questo periodo, quindi veniva scolpito nella pietra un'arma, forse uno scettro, che era in uso nelle popolazioni che realizzavano appunto questi menhiri. Mentre diciamo, al centro di questa immagine si nota questa immagine rotondeggiante, vedete, lo definì il grande archeologo di Lirio, lo definì il capovolto, ossia un personaggio che scende nel mondo degli inferi, quindi è defunto e va ad aspettare il giudizio. Bene, la discesa negli inferi viene rappresentata in questo modo. Secondo me l'interpretazione può essere anche differente, ad esempio potrebbe essere le corna di un bovino, che troviamo spesso in ambito funerario nel Domus de Janas, con al centro una spada, oppure potrebbe essere una donna partoriente, quindi capite bene che le interpretazioni sono varie e quindi ognuno poi, in base ai propri studi, può cercare di dare un'interpretazione a questi menhir. Ecco qua le più antiche punte di lancia che sono state trovate intatte, perché sono state trovate in sepolcri. Quindi nei sepolcri il corredo veniva sigillato e quindi quando si ha la fortuna di trovare una tomba sigillata può capitare di trovare queste punte di lancia che testimoniano appunto un utilizzo per realizzare delle armi di questi materiali. Verso la fine dell'età del rame si apre questa cultura che si chiama cultura di Monte Claro, prende il nome da Cagliari, dal Monte Claro di Cagliari, che è caratterizzata da grandi anfore segnate, vedete, da queste bande orizzontali ma anche verticali, decorate anche a stralucido. Viene fatta una lavorazione che rende brillanti queste ceramiche, sono molto grandi, vengono trovate nei villaggi. Testimoniano delle genti molto ricche, ma vi ho detto prima che il processo metallurgico per ottenere l'argento era conosciuto, quindi sicuramente queste genti dovevano anche iniziare a proteggersi, iniziano a comparire dei circoli di protezione difensivi intorno ai villaggi e si nota che questa cultura a Monte Claro come attività principale si dedica all'agricoltura e alla pastorizia, quindi genti stanziali molto ricche che si incrociano con chi? Con quegli uomini del vaso campaniforme che hanno portato proprio le tecnologie dei metalli e danno insieme vita a questa cultura importantissima che voi trovate testimoniata a Cagliari con questo piatto che nella parte alta, guardate, è un piatto rovesciato in questo caso, guardate la parte superiore, si nota questa decorazione a spiga che forse testimonia la conoscenza o la manipolazione del grano. È come se volessero dire: noi realizziamo dei raccolti di grano molto importanti, tanto che il grano diventa il simbolo della nostra cultura. Sappiate che queste genti erano talmente ricche di metalli, ad esempio di piombo, che quando si rompeva un vaso, anziché costruirlo ex novo, lo riparavano con delle grappe di piombo, quindi facevano dei fori e mettevano delle grappe di piombo che nella penisola italica era rarissimo, quindi è come se oggi vi si rompe un piatto in casa e lo riparate mettendo un gioiello, un anello o un orecchino per tenerlo fermo. Naturalmente non potevano più contenere i liquidi, ma per le granaglie erano perfetti. L'ultima immagine che vi faccio vedere è questa sulla ceramica del vaso campaniforme. Siamo verso la fine del terzo millennio a.C. e queste ceramiche campaniformi che prima abbiamo visto molto decorate, molto colorate, iniziano piano piano a diventare ceramiche inornate, quindi sparisce la decorazione, sono sempre più lisce, è come se si attraversasse un periodo non più florido, forse un cambiamento climatico, questo non l'abbiamo ancora scoperto. Fatto sta che queste sono le ultime anfore che troviamo nell'età del rame e subito dopo c'è l'alba della civiltà nuragica. Quindi
Dopo un periodo abbastanza turbolento, intorno al 2000 a.C. fino al 1900 a.C., quando inizia la cultura Bonnannaro, che forse è la prima fra quelle della civiltà nuragica, in questo periodo si vede uno spopolamento dei villaggi, è come se la gente cambiasse proprio attività, deve essere successo qualcosa di abbastanza grave. E quindi dopo questa cultura Monteclaro ricchissima nei villaggi e questa cultura campaniforme che va piano piano a sfumare, si apre la grande stagione della civiltà nuragica che vedremo venerdì prossimo. Venerdì prossimo sarà 1° maggio, quindi salteremo sicuramente la serata, se non è che organizziamo qualche cosa. Ci vedremo l'8 maggio, in cui venerdì 8 maggio alle 19 faremo una serata dedicata alla civiltà nuragica. Io vi ringrazio per essere stati con me per questa mezz'oretta, commentate pure, cercherò adesso di rispondere alle vostre domande. Vi mando un caro saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo servizio, da questi studi. Ciao, arrivederci.